Ecco laggiù, quel paese all'orizzonte è Prodolone, un piccolo paese che nella sua semplicità porta in sé testimonianza di storia e di cultura. Si parla di insediamenti dell'età della pietra, di popolazioni venete che per lungo tempo vi hanno soggiornato e naturalmente dei romani. Infatti i confini attuali sono la millenaria risultante delle loro bonifiche e centuriazioni. Prodolone è quindi un luogo significativo per la destra tagliamento, inserito nella pianura sanvitese come un tassello musivo. Questo lungo viale, solo fino a 30 anni fa, era una strada bianca di campagna. Fu realizzato nel 1839 per collegare San Vito con Prodolone, o per meglio dire, con il borgo del Mulino e della via Verritte. Il grande edificio appartiene alla famiglia Bianchi, Coloredo. Fu costruito sul luogo in cui sorgeva il castello demolito nel 1782, perché è oramai in rovina. La casa Gardin fu sede fino a un secolo fa della scuola elementare femminile. Un tempo la separazione dei due sessi era un obbligo in ogni istituzione di carattere sociale. La candida piccola chiesetta è dedicata a San Valentino. Dopo l'ultima grande guerra subì un impietoso abbandono che la ridusse a rudere. Grazie agli alpini e alla popolazione, fu ultimata nel 1983 la sua ricostruzione. Seguendo il corso del Vat, entrando in paese da via San Valentino, incontriamo via Viola, una stretta calle purtroppo mutilata negli ultimi anni per l'abbattimento di 2 caseggiati. Vi è la casa natale di Augusto Culos, pittore paesaggista e ritrattista. Aveva studiato con grandi sacrifici all'Accademia di Venezia, alla scuola del Guidi. In seguito insegnò per molti anni a San Vito. La piazza di Prodolone è sempre stata il nucleo del paese. Al centro vi era un pozzo di epoca romanica. Sotto la loggia, scomparsa ormai da tempo, convenivano gli uomini capofamiglia per discutere dei problemi della comunità. E terribile e possente la colonna della berlina dominava l'antica piazza. Vi venivano legati i condannati per i piccoli reati. Vi sono tutt'attorno degli edifici, alcuni antichi, come la casa Chiarrotto del Cinquecento e la casa Coccolo, che fu sede della scuola elementare maschile. Dietro a quest'ultimo edificio vi è l'odierna scuola materna. In questo disegno del perito Pantaleoni, eseguito nel 1755, si ha un'immagine fedele di quello che furono la villa e il castello di Prodolone. Mentre in questa piantina napoleonica si notano le rogge Vat e Mussa, naturali difese per la villa, e le impronte delle 2 cinte murarie. Gli scavi effettuati nel 1989 per la realizzazione della pavimentazione riportarono alla luce le fondamenta della prima torre. Si ritiene che il nome Prodolone derivi dallo sloveno pred, cioè davanti, e dol, avvallamento. Il nome appare per la prima volta in un documento nel 1260,
ma si presume che già verso il 1150 avesse feudo la famiglia di Prodolone, di origine sveva e discendente dai signori di Valsee, scesi in Italia con Corrado II il Salico, re di Germania. La chiesa, intitolata a San Martino, esisteva già nel 300. La pala del santo, un tempo collocata sopra l'altare maggiore, fu dipinta da Antonio Zuccaro nel 1854. Nella parete dell'abside, nel 1961, vennero rimessi in luce questi affreschi, databili al XV secolo, per i quali si fanno i nomi di Antonio da Firenze o della scuola del Bellunello. Nel 1302, Fulgerio del Fugurizzo di Prodolone vendette la villa per 600 marche aquileiesi alla famiglia Mels. Da quel momento i signori si denominarono di Mels Prodolone. Ricevettero l'investitura prima dai patriarchi d'Aquileia, poi dalla Serenissima. L'ultimo della stirpe fu Carlo Erasmo II, morto il 30 maggio 1753. I beni feudali passarono ai Colloredo e nel presente secolo al colonnello Bianchi per matrimonio con Maria Pia di Colloredo, Mels. I signori di Prodolone sedettero al Parlamento della Patria del Friuli e parteciparono sovente alle lotte che insanguinarono le nostre terre. La villa subì in quei tempi grandi devastazioni. Nel settembre del 1293 l'esercito patriarcale mosse battaglia ai Caminesi che occupavano il castello. Il 4 novembre del 1412 Prodolone fu quasi interamente bruciato dai veneziani durante la campagna della Serenissima per la conquista del Friuli. Di notevole importanza fu la stesura degli statuti giuridici che nel 1476 il conte Niccolò di Prodolone diede alla villa, approvati il 18 febbraio dello stesso anno dal luogotenente veneziano. Il mulino del castello, presumibilmente, è coevo al maniero. La roggia che lo bagna è la mussa. L'attuale struttura, comunque, è databile al 6-700. Il mulino fu attivo ininterrottamente fino al 1972. Al suo interno conserva gran parte dell'originale attrezzatura mollitoria, nell'ultimo periodo di attività alimentata da energia elettrica. La zona è ricca d'acqua e molte sono le pompe fatte installare dal comune un centinaio d'anni fa, nella piazzetta che fa da bivio tra la via San Carlo e la via San Giovanni. Lungo questa strada, che porta all'omonima frazione di Casarza, oltre alle abitazioni vi sono insediate alcune attività artigiane. La più antica e caratteristica è l'officina del fabbro Cesare Paiero, il quale a 85 anni continua a lavorare il ferro come facevano il padre e il nonno. Una classe elementare degli anni 30 è la foto ricordo di una scuola situata dall'inizio secolo in via Scuole ed ora divenuta abitazione. Lungo questa via troviamo la casa del 400 restaurata dal comune, a testimonianza di quell'antico conglomerato originario che comprendeva il borgo fuori le mura. È un prezioso esempio di architettura rurale, tipico della zona, con il codolat sotto le arcate romaniche, il seglare in pietra, il fogolare. Richiama alla mente un passato dove la vita era semplice e dignitosa, espressione di una civiltà contadina ormai scomparsa. Un luogo che ha superato, indenne l'urto dei tempi moderni, è l'osteria, conservando l'antica funzione di ritrovo per eccellenza,
semplice e nello stesso tempo familiare. Un tempo si giocava alla morra, oggi si gioca solo alle carte. Sono soprattutto i pensionati, i fedelissimi dell'osteria, anche se i giovani non disdegnano una partita a briscola, ma anche qui sono sempre meno numerosi. Il fenomeno della bassa natalità è un dato di fatto. Brodolone nell'Ottocento contava 1500 persone, ora in molte più abitazioni ve ne sono circa 1.000.000. Il centro storico si è svuotato. I giovani brodolonesi sono costretti a cercare un tetto fuori dal paese. Molti paesani sono emigrati anni fa. Le vecchie case disabitate sono numerose e di alcune di esse non si conoscono nemmeno i proprietari. Il cuore del paese è malato. Una seria azione di recupero è ormai una impellente necessità. Il gioiello di Brodolone è la chiesa della Beata Vergine delle Grazie, costruita nel 1467, in seguito alla peste che perversò in quell'anno nella villa di Brodolone. Gli abitanti si unirono in una confraternita e fecero a gara per abbellire la loro chiesa chiamando i migliori artisti della zona. Pochi anni dopo la sua costruzione fu affrescata dal Belunello questa Madonna con bambino, sotto cui si prostra un gruppo di villici oranti. L'altare, opera del tolmezzino Giovanni Martini, fu realizzato verso il 1515. Scolpite nel legno le figure del Cristo, della Madonna e vari santi, tra cui Antonio da Padova, che si vuole transitasse per Brodolone 8 secoli fa, durante un pellegrinaggio al convento dei Francescani di Tolmezzo. Nel 1538 fu chiamato Pomponio Amalteo ad affrescare la volta e le pareti del coro. In circa 4 anni di lavoro dipinse scene della vita della Vergine, un ciclo di opere tra le più significative della sua vasta produzione. L'ampio cortile delle scuole di Brodolone, una volta all'anno, è teatro di una grande festa paesana, molto conosciuta nella zona, per la sua accoglienza e per le molteplici attività culturali. Promotrice e organizzatrice è la locale società sportiva che, grazie alla disponibilità di molti suoi soci, ne assicura la buona riuscita, tempo d'agosto permettendo. La fabbrica del ghiaccio dei fratelli Paolo e Simone Petracco è decisamente l'attività più originale che la storia del paese ricordi. I due fratelli, tra il 1850 e il 1910, gestirono inoltre l'attività di batticuoio, possedevano la trebbia per il frumento e conducevano un'impresa edile. La fabbrica aveva sede nei primi caseggiati di via Canedo, anticamente chiamata via Armentarezza, per il transito degli animali condotti al pascolo. Sotto i vigneti e nei campi attigui alla chiesa di San Carlo si estende una vasta zona archeologica tuttora sepolta. La chiesa, dedicata a San Carlo Borromeo, fu eretta nei primi del Seicento lungo la strada che da Concordia conduceva all'odierna Carinzia e che portava il nome di via Giulia. Passando dalla via Canedo si giunge in località Patocco. Il rudere d'argilla è l'antica fornace Cecco, in disuso ormai da molti decenni. Un tempo erano molti i brodolonesi che praticavano l'attività di fornaciai per la produzione di mattoni e numerose erano nella zona fornaci come questa. Il Patocco nel passato era conosciuto per i boschi e per l'acqua che limpida sgorgava dalle sue numerose risorgive. Nel 1786 il dottor Girolamo Garbini, nel suo volume Il Medico, descrisse una sorgente la cui acqua era ritenuta curativa. Scaturisce poche pertiche lungi di là,
ove è il Prodolone il suo principio, e nel cui seno il Patocco stesso deposita le sue acque. Non lontano dal Patocco c'è la località Belvedere. Nel passato era una zona ricca di boschi, dai secolari alberi ad alto fusto, e poi zone di prati e paludi, con molte specie di animali e uccelli. Attraversando il ponte, sulla Ristocchia, si giunge alla villa Orlandini. Giovanni Orlandini era un dotto vissuto nell'Ottocento, scrittore, poeta e amico dei maggiori patrioti friulani. Il capitello, nelle vicinanze della villa, è dedicato a Sant'Antonio. Fu eretto come voto contro il morso delle numerosissime vipere che infestavano la zona. Ora, a causa dei pesticidi e delle estese e profonde arature, i rettili si sono quasi estinti, come del resto molti altri animali. Una delle borgate più antiche del paese è l'odierna via Zuc. Il caseggiato con le arcate, attuale abitazione, è databile al 400. Un tempo fungeva da stalla. Qui, infatti, avveniva il cambio dei cavalli per le carrozze che transitavano nella zona. Nei pressi della borgata, verso la piazza della latteria, un pozzo un tempo serviva questa parte del paese. Fu chiuso con l'installazione delle pompe comunali. Per 50 anni, cioè da quando nel 1923 il caseificio entrò in attività, la vita della piazza nelle ore serali era chiassosa e movimentata. I ragazzi giocavano al pallone e da tutto il paese la gente arrivava per acquistare il latte e l'aria profumava del formaggio fresco che il casaro andava a preparare. I campi, detti Prodolons, prendono il nome dalla roggia, che qui ha il suo letto e le sue risorgive. Le olle da cui sgorga l'acqua in superficie sono ormai rare. Quando solo non molti anni fa, tutta questa zona era ricca di rogge, prati e laghetti. Scomparse le altre sotto metri di terra o detriti di ogni genere, quest'olla è un po' il simbolo del degrado ambientale perpetrato negli ultimi anni. Via Strigeli, strada polverosa che porta verso San Vito, non è altro che un tratto della romana Via Giulia. Nel vigneto limitrofo fu scoperto nel 1972 da Romualdo Muradore una importante necropoli risalente all'età del ferro, VII-VI secolo a.C. Urne cinerarie e oggetti dei defunti sono custoditi nel Museo Civico di San Vito al Tagliamento. Una storia millenaria ha modellato l'identità di Prodolone. L'originalità può essere motivo di fierezza e volendo anche di campanilistica gelosia, ma la sua naturale funzione è di dare un futuro alla tradizione.